Amico freddo c'ho. Adesso arriva l'inverno. Ma la neve? WhatsApp Commerce. Sì. Come avete visto nell'ultimo video, ve lo lascio nella i qui in alto a destra, sinistra, destra, qui. Oggi vi racconterò di come mi hanno rubato questa fantastica bici per la seconda volta e tenterò di ottenere il mio primo sì, vabbè. Ma solo a fine video vi svelerò tutti i risultati e soprattutto il fantastico nome che è stato assegnato a questo segmento incredibile. Sono proprio mona. A proposito, fatemi sapere qui sotto con un commento quali sono i vostri segmenti preferiti di Strava, dove si trovano e quelli col nome più particolare. Dai, che se facciamo due risate in compagnia. Visto che la prima volta non è andata proprio benissimo, oggi tenterò la seconda e forse ultima, anche perché inizierà a nevicare, comincerò ad andare in snowboard, metterò la bici sui rulli e deia, sperando di migliorare un altro pochino, anche se non succederà. Fa massa freddo, se anche a bagnare per terra. Ma visto che devo scaldarmi, finisco di raccontarvi di come mi è stata rubata la seconda volta la mia splendida olandesina. Occhio qua, bravo. Dopo il primo furto in pieno centro storico, come vi dicevo, le restrizioni della pandemia stavano svanendo e così un mio caro amico organizzò una cena a casa sua, esattamente in questo condominio qui. Lì, oh, incredibile ma vero, era pure pieno di mona. Sapete com'è? Probabilmente avevano voglia anche loro di divertirsi per una sera prima di legarsi per tutta la vita con qualcuno che le accontenta dicendo sempre di sì. Detto questo, avevo parcheggiato la bici all'interno del suo condominio, nell'atrio comune e davanti alla porta d'entrata. Ebbene, si brinda, si beve, si mangia poco, si festeggia, ma soprattutto si tromba! Sì, magari. Diciamo che il livello alcolico, tipico veneto, e i festeggiamenti presero il sopravvento. E ad una certa ora, dopo aver stappato l'ultima bottiglia, ci siamo capiti? Il nostro amico ci cacciò di casa e fu proprio in quel momento, uscendo, che trovai quella sorpresa che non avrei mai voluto vedere ancora. Nonostante la bici si trovasse nell'atrio comune del condominio, dove solo i condomini stessi potevano entrare, la bici mi è stata rubata per la seconda volta. Sì, fioi, non c'era più. Ora, io non so chi può essere stato. Personalmente conoscevo anche gli altri condomini e non mi parevano proprio i tipi da fare un tiro simile. Ma visto che sono una carogna, sono comunque andato a chiedere a tutti se l'avessero vista. Ma niente, oh. Incredibilmente e tramite una magia voodoo, la bici era stata nuovamente rubata. Ma se poi. Ovviamente tornai dai carabinieri a fare denuncia, sapendo benissimo che non sarebbero serviti nemmeno questa volta. E mi fece abbastanza sorridere il fatto che quando arrivai in commissariato, ciao, ci fu lo stesso carabiniere ad accogliermi e si ricordava perfettamente di me. Chi vuto che sia che il monaco che ruba a bici 2 volte. Bragotto! Lui sorrise per la storia e io sorrisi perché sapevo benissimo che la denuncia era totalmente inutile. Ciò non toglie che non smisi mai e mai di cercarla, ma questa volta passarono ben 10 mesi. Ad un certo punto, con l'arrivo dell'inverno, stavo quasi per abbandonare le speranze, ma nonostante facessi su e giù dalle montagne ogni settimana, non smisi mai di guardarmi intorno. Ma figlio in saita, che caldo fa però! E fu così che il 30 dicembre 2021 stavo tornando da Campiglio per fare Capodanno con i miei amici e visto che c'era del traffico, arrivando a Bassano decisi di svoltare per una stradina che non facevo mai, ma proprio mai. Era già buio, feci la curva, superai questo cavalcavia totalmente spensierato e mentre decisi di svoltare a destra per evitare ulteriore traffico, qui, proprio qui, su questa piastrella qui, rividi la mia bici. Fermai subito la macchina, scesi e iniziai a ispezionarla. Sembrava che nessuno l'avesse toccata. Tutto era esattamente al suo posto come quando me l'avevano rubata. Il fanalino mancante, il parafango che non c'era, l'adesivo sul manubrio, i freni inesistenti e il colore che stava andando in mona. Era proprio lei? Incredibile. Così, parcheggiata sul cavalletto e senza nemmeno nessun lucchetto, come se qualcuno l'avesse sedotta e abbandonata. Aveva le ruote sgonfie, praticamente a terra. La accarezzai e mi sedetti di nuovo in macchina dove non potevo essere visto, ma dove avevo la bici sotto controllo. Vabbè, ma che bella è sta curva, che non tocco neanche i freni, sul bagnatino. Madonna, una delle curve più belle qua del posto. Occhio che vo largo, no, bravo Rabi! E anche questa che bella è, se qua non tocco i freni vado dentro a casa però. Giù il ginocchio qua a sinistra, dagliene, lasciala andare in curva. Vabbè. In modalità cecchino ero pronto a correre dietro a chiunque l'avesse presa. Aspettai un bel po', quasi 2 ore, ma niente E dopo una giornata di snowboard, oltre a puzzare avevo anche fame. Così caricai la bici nel bagagliaio e me ne andai verso casa. Rubata per la seconda volta e ritrovata per la seconda volta. Però, prima di partire ebbi la splendida idea di lasciare un biglietto al possibile ladro. Sono un genio, lo so. Pensai che chiunque l'avesse lasciata lì, prima o poi sarebbe tornato per vedere se fosse ancora presente.
Grazie Gesù. Volevo lasciare un messaggio, un segnale, esattamente nel posto dove era stata ritrovata. Così presi carta e penna che avevo in macchina e mi misi di impegno e creatività. Scrissi poche righe, ma ad effetto. Appoggiai il biglietto a terra e ci misi sopra dei sassi, così che non volasse via e di certo non passasse inosservato. Ma ora, prima di svelarvi il messaggio che ho lasciato al ladro, intanto fatemi fare una pausa più che meritata. Ma buongiorno, mi dica pure. Il solito, grazie. Certo. Ecco a te tesoro. Dersut Caffè, sempre una garanzia. Hola. E con i giusti sali minerali in corpo tentiamo Stockholm. Convinto, eh? Ma per farvi vivere al meglio e in prima persona l'esperienza di questo segmento dal nome straordinario, oggi userò la X3, la nuova videocamera a 360 gradi di Insta360. Come farò? Beh, me la piazzo sul casco attraverso una prolunga d'acciaio, esattamente così. E chi se muove più? E con la testa che pesa più del solito, perché ho tanto serveo, vediamo cosa ne salta fuori. Sta per cominciare, Fioi, esattamente da qui. Dai Roby, non partire a fuoco come l'ultima volta, tieniti un po' per il finale, giù sui manubri, partito. Sei già in ritardo di 3 secondi dall'ultimo giro. Molto bene, curva a sinistra secca. Oh, anche un po' di ghiaino c'è. Dai qua, su in piedi. Spingi. Stai seduto e recupera. Dai gasato adesso. Curva a destra, giù il ginocchio. Pedalando però. Dai tutto qua. In discesa. Curva a sinistra veloce. Non ce la fai più. Dai Roby. No, non mollare adesso. Perché non c'è nessuno che mi tira? Ganna, dove sei? Ho le gambe che vanno a fuoco, Fioi. Non respiro più. Dai Roby, dai. Schiva. La strada rotta. Oddio. Sale. Chissà cosa penseranno questi che mi vedo con un unicorno in testa. Su in piedi sta sentata. Dai, su in piedi. Stai seduto. Ha dato le buche. Oh. Dai. Spingi qua. Non ce la fai più. Non ce la fai più. Il Garmin non ti segna i battiti. E forse è meglio così. 200 metri. Curva con i tombini. Dai, su in piedi. Ultimo sforzo. 100 metri. Dai gasato. Basta, basta, oddio. A Soffinio fra una calza. Ora, per vedere cosa ne è uscito fuori e per sapere i risultati finali, fatemi fare sta rota X e andiamo a casa in tranquillità. Che fatica, Fioi! Prima di tutto ci tengo a farvi sapere che fino al 30 novembre moltissime videocamere di Insta360 sono in sconto a prezzi eccezionali e potete scoprire le promozioni cliccando sul link in descrizione e solo sul link in descrizione. Tra le altre cose, attraverso il link avrete pure un selfie stick o una custodia in omaggio. Io ve l'ho detto, eh. Chi mi segue sa benissimo che per queste riprese particolari uso sempre la loro videocamera a 360 gradi di Insta360 e questa X3 è davvero una bella bombetta. Hanno migliorato un botto di robe, sia perché ha una qualità della Madonna e perché è semplicissima in post produzione, potendo ottenere un sacco di effetti particolari anche se non siete dei smanettoni come quello in questo video e tanti altri. Cliccate sul link e dateci un'occhiata. Ma torniamo a noi. Prima di tutto sappiate che ora la bici è con me e con me rimarrà per sempre. Non c'è il 2 senza il 3. Tiè! E finalmente sto per farvi vedere il biglietto che ho pensato di lasciare al ladruncolo di turno. Occhio qua. Carino, no? Chissà se l'ha mai trovato. Non riuscirò mai a spiegarmi come la mia bici sia sparita dentro al condominio di un mio amico e ricomparire poco distante a distanza di mesi. Ma spero almeno che il mio piccolo pensiero sia arrivato al destinatario in qualche modo. Tu, proprio tu, e tu sai chi sei, sappi che mi hai fatto sorridere e grazie a te ora ho una splendida storia da raccontare. Spero vi sia piaciuta. Ciò non toglie che però se mi rubi la bici di nuovo al prossimo giro ti spezzo le gambe in amicizia. Per quanto riguarda il com invece, rullo di tamburi. Olè! Fioi sono nella top 10. Incredibile! Per me è una roba pazzesca. Con tutti gli amatori fortissimi che passano per quella strada, non avrei mai pensato di arrivare ad un risultato simile. Sono comunque una pippa, però è una soddisfazione personale. Settimo? Bello, bello, sono contento. Bravo Robby, bravo. E ah sì, alla fine perché ci tenevo tanto a questo com? Beh, guardate un po' come si chiama. Dovevo per forza entrare almeno in classifica. Ah, sei a me strada, ciò. Caraca. Spero di avervi strappato un sorriso. Iscrivetevi al canale se non avete niente da fare e ci si vede alla prossima. Ciao!
Ho appena scoperto che senza fascia cardio si consuma il doppio delle birrette praticamente. Credo non la userò mai più.